Padova si prepara a festeggiare il 25 aprile con la cerimonia tradizionale davanti a Palazzo Moroni per commemorare i caduti della Resistenza. L'ANPI, come sempre, ricorda l'importante significato di questa giornata che ha segnato l'inizio dell'Italia moderna. È la nascita del nostro paese come è nato dopo la guerra, diventando una repubblica democratica, fondata sul lavoro, dice l'articolo primo della Costituzione, una repubblica che assicura uguaglianza di diritti, solidarietà, chiaramente non sempre garantita perché la Costituzione non è sempre stata attuata, anzi adesso si cerca anche di stravolgerla, però questo è, quindi nasce l'Italia moderna. 25 aprile 1945, 2 giugno del 1946, due date legate una all'altra. Se non ci fosse stato il 25 aprile, il 25 aprile è scelto perché è la liberazione di Milano e di Genova fondamentalmente, quindi perché poi ci sono a Padova, Padova viene liberata il 28, si arriva addirittura ai primi di maggio, l'ultima uscita del Trentino Alto Adige, però fondamentalmente viene riconosciuto il 25 aprile come data ufficiale. È chiaro che il collegamento c'è, teniamo conto che il 25 aprile del 45 e 2 giugno del 46, perché evidentemente per arrivare a questo ci vuole qualche tempo.